Buongiorno a tutti ed eccomi tornato alla attività della ripresa del video delle campane. dopo il rebuilding, la trasformazione della suoneria minore sulla mia Romanet Bordier, sono tornato a Fano. Per l'esattezza sono in una frazione, vedi? C'è un cane, come al solito c'è un cane. Fortuna che è Galito, c'ha freddo anche lui. Qualcuno mi capisce? Ci sono i cani e va bene, oh, pazienza. Allora, sono a Fenile, 4 km da Fano, e mi trovo davanti a una splendida chiesa, opera di un grande architetto. Oddio, guardate ragazzi, l'unica cosa che si salva, anche se anch'egli di struttura particolarmente moderna, è il campanile. Guardate, il campanile quasi non si guarda, però almeno le finestre dove sono affacciate e quasi sacrificate le campane sono rotonde. Guardate, rotonde. Ora girerò intorno alla chiesa per farvi vedere tutte le campane e poi faremo 2 riprese, uno da un'angolazione e una dall'altra. Ecco prima la dicitura della chiesa. La chiesa è dedicata ai santi San Pietro e Andrea ed è stata costruita il 16 novembre del 2003 grazie a Vittorio Tommasetti vescovo e Lanfranco Casali parroco. La scritta sotto riporta: la gioia, la gloria che il mondo non può contenere, che fa tremare le potenze celesti e filtra negli splendori dei ghiacciai e degli oceani, proprio questa gloria fa della più povera delle nostre chiese una dimora principesca. Per queste chiese, ma a causa di lui, mai nessuna bellezza sarà sufficiente. La bellezza del santuario è come un'offerta prolungata dell'adorazione della chiesa davanti al suo Signore. Zaccaria 6,9-14. E adesso andiamo a vedere le varie campane che ci sono su quella specie di campanile con le finestre rotonde. Qui qua siamo sul lato posteriore della chiesa e qui vediamo 2 delle 5 campane. Ovviamente siamo in terra di De Poli, almeno dove ci sono molte campane De Poli, e non metterei la mano sul fuoco, però le ho già sentite il giorno dell'Epifania, queste potrebbero essere sicuramente De Poli. Qui abbiamo la terza, la quarta. Invece notiamo bene sempre la quarta e guardate com'è sacrificata la seconda, sempre su una finestra rotonda. E adesso andiamo davanti. Davanti, eccola qua, in una finestrona per conto suo, la campana maggiore. Sopra, all'interno della costruzione, in prossimità praticamente proprio sotto la croce, è posizionata la quinta, la squillina. Sono 5 campane in concerto, quindi un bel concerto di 5 campane. Le ho sentite il 6 gennaio, ma non ricordo l'accordo. Adesso alle 10:30 prenderemo la ripresa dal lato posteriore e sarà una ripresa ferma. Queste sono state tutte abbastanza mosse, ma scusate, le ho volute fare così. Speriamo bene, Ci siamo. E da qui prendiamo la prima ripresa di seconda, terza e quarta.
lo so, la solita frenata OS brevetti scarselli. Però, che ve ne pare? E questa era la ripresa dalla quarta, terza e seconda. E ora, alle 10:45, mi sposto davanti e riprendiamo prima e seconda. Ed ecco la ripresa della seconda distesa delle 10:45 dalla campana maggiore. Si vedono un po' anche le altre. È molto freddo. Ma Campanaro 67 sfida anche questa. Cani, eh? Qualcuno c'è, ma per fortuna ste campane suonano talmente forte che... eh? E questa era la seconda suonata. Adesso non ricordo se c'è una suonata alle 11. Per il momento, poi vediamo alle 11. Ora vediamo se è impostato qualcosa per il suono delle 11. Ultimo segnale messa. Questa in primo piano è la seconda campana. Bene, quindi questo era l'ultimo segnale messa. E adesso
vado a messa e aspettiamo la suonata del mezzogiorno, se è prevista. La messa è terminata, adesso aspettiamo, se è impostato, la suonata di mezzogiorno. Questa volta la ripresa è manuale. Spero di riuscire a star fermo. Cani, cani, sempre cani. E vabbè. La distesa della seconda. Sì. Bene, la distesa della seconda, del resto siamo a Fano e come in certe zone si usa come suono dell'Angelus la distesa della seconda. Vedo se riesco a fare una ripresa all'interno della moderna, ma non poi così brutta chiesa. E per oggi è tutto. Un grazie particolare al gentile parroco con il quale ho parlato dopo la funzione, anche perché ovviamente non conoscendomi molte persone della parrocchia avevano chiesto che cosa in realtà io stavo facendo, ma poco importa. Quando dici ovviamente che lo fai con uno scopo bello, uno scopo interessante, uno scopo soprattutto gradevole, interessante, per far vedere le campane di ogni singola parrocchia, di dire anche che tipo di campane sono, come suonano, di che fusione sono e via dicendo, e approfitti anche a partecipare ovviamente al motivo principale che è la Santa Messa. Il parroco ovviamente ne è rimasto molto soddisfatto, quindi per il momento vi saluto, un grosso abbraccio a tutti da Campanaro 67 e arrivederci alle prossime, o da Fano o da altre zone. Arrivederci a tutti, ciao 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 ciao. In fondo tutto sommato questa chiesa, anche se di struttura moderna, è in fondo abbastanza gradevole, soprattutto per questo campanile di particolare forma con queste finestre rotonde, molto 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 simpatico.
arrivederci alle prossime. Stop. Ciao a tutti, ciao.